Se sulla terra esistono gli angeli, Alessandro Zanardi ne ha due tra i vicini di casa. Agata e India sono arrivate con la mamma fin sul cancello di casa del campione e hanno lasciato peluche e disegni con cuori e stelle con scritto «Forza, non mollare, ce la farai». Il pilota bolognese, noventano di adozione, ha proprio fatto proseliti. Ora sono i suoi ammiratori a dirgli «Vivi, risorgerai anche stavolta». Un incoraggiamento per Alessandro, per la moglie Daniela e loro figlio Niccolò. A Noventa il dispiacere è enorme, ma da qui parte un fiume di incoraggiamenti a Zanardi. È un esempio per tutti, per i giovani, per me che sono vecchia, è una persona eccezionale. Adesso mi viene da piangere, allora È già risorto una volta. sì, diamole un'altra opportunità. Diamole un'altra opportunità perché se lo merita. È una forza della natura quell'uomo, lui e anche la sua famiglia. Risorge un'altra volta, ce la farà. Spero che come ce l'abbia fatta la prima volta ce la farà anche questa volta perché è un grande, ha tanta forza e quindi Se lo merita. sì, ha voglia, è un unico campione, campioni così non se ne vedono e quindi ce la farà, è forte, Alex è forte. Mi capita spesso di vederlo qui per Noventa Padovana, quindi lo vedo, lo sento vicino e speriamo bene. Preghiamo che venga, che vada per il meglio. Sono molto dispiaciuta per Alex e speriamo che lui ce la faccia, veramente. È già risorto una volta. E risorgerà anche questa.